Buon pomeriggio, sono un po' assonnata e comunque sono appena andata a pagare la bolletta. Oggi come trucco niente, cioè ho fatto la base, mi sono messa il primer occhi giusto per uniformare la palpebra, quello di Fenty Beauty, il mascara di Lancôme, il Monsieur Big e il rossetto questo qui rosso di Kat Von D che sarebbe la colorazione On the Rage Red di questi qui in stick. Adesso sono qui da Tigotà perché visto che avevo un attimo, perché c'ho un biglietto di sconto che è valido dal 27 al 31 gennaio e visto che oggi ho pensato vado a pagare la bolletta e poi passo dal Tigotà e utilizzo questo buono sconto, praticamente sarebbe un buono sconto valido su una spesa di almeno 10 euro e il buono sconto è di 10 euro. Adesso vediamo cosa prendo, anche perché di prodotti che proprio mi servono non c'erano, sarebbe giusto di prendere quei prodotti da scorta, per cui sto pensando sicuramente un ammorbidente e già lì sono 2 euro, 3, dipende se è scontato oppure no, perché di solito prendo quello dei Tesori d'Oriente. Adesso vediamo quando entro e vediamo cosa riesco a recuperare. Dopo aver passato 2 passaggi a livello con relativa pausa, perché doveva passare il treno, sono qui per mostrarvi la spesa da Tigotà che ho fatto. Giro la telecamera e ve la faccio vedere. Intanto volevo dirvi che da scontrino, spero che lo inquadri, il totale sarebbe stato 23,78 euro. Io ho pagato 13,78 euro che come vedete mi ha tolto i 10 euro del buono. Allora ho preso la carta igienica, questa qui di Scotonelle, la polvere per la lavatrice, ho preso questo e anche questo, ne ho presi 2, una confezione di Scottex i fazzoletti, un profumo per il WC, poi ho preso l'ammorbidente, questo qui Tesori d'Oriente, ne ho preso 3, uno per profumazione, non avevano la Man, che è quello che prendo di solito, ma avevano questi qui, questo e questo. Poi ho preso una confezione di panno carta tutto, una confezione di AZ, questo qui è l'extra white, e per finire 2 deodoranti. Il Sunwear è quello che prendo di solito, che mi piace perché c'è scritto 72 ore di non profumo in teoria. Poi tanto per cambiare ho voluto prendere questo qui di Neutro Roberts al tè verde e lime, anche questo qui c'è scritto 48 ore, giusto tanto per cambiare da quello, giusto per provare anche qualcos'altro. Adesso mi strucco il poco trucco che ho addosso e poi volevo preparare un attimo la cena, è solo da scaldare il microonde e vi faccio vedere quello che preparo, nel senso che ieri, se avete visto il vlog precedente, ieri era domenica e sono stata alla Sagra del Radicchio e abbiamo ordinato anche il piatto del giorno, che sarebbe stato cinghiale, spezzettino di cinghiale, ma non lo abbiamo mangiato. Io di solito quando vado alle sagre mi porto dietro quelle scatoline, contenitori, e butto lì dentro quello che se si avanza qualcosa, come in questo caso abbiamo preso un piatto in più e l'abbiamo tenuto per questa sera. Io adesso lo tiro fuori dalla ciotolina, lo predispongo sul piatto, così vi faccio vedere, poi lo scaldo in microonde. Ok, intanto mi strucco, poi vi faccio vedere il piatto.
Ed ecco qui il piatto pronto di tutto quello che ieri siamo riusciti a portare a casa su questa ciotolina. E adesso l'ho messo qui un po' disteso. Questa è la carne con le olive, anche questo radicchio tardivo cotto ai ferri. Qui ci sono 3 fettine di polenta, poi ci metto il coperchio e lo scaldo in microonde. Questa mattina, siamo a martedì mattina, sta piovendo e è -20 alle 9 e ci sono addirittura le luci stradali ancora accese. Questo è il meteo di questa mattina. Diciamo anche per fortuna che piove, perché è da un pezzo che non sento piovere. E comunque questa mattina ho voluto provare l'ultimo, mi sembra che mi manchi un'altra cialdina che devo ancora utilizzare, che è il dorattino, però ho voluto utilizzare, giornata di pioggia, ho voluto provare a mettere il colore azzurro che c'è nell'Amarase di Amarase, ma insomma nell'ultima palette di Urban Decay, Dio, nell'ultima palette di Anastasia Beverly Hills. Faccio confusione con i marchi. E però vi devo dire che, beh, a parte oggi che la giornata non è che richieda proprio l'azzurro così, però diciamo che è anche bello come colorazione. E mentre sulle labbra sono stata con un rossetto che so che mi idrata molto le labbra, uno di Bobbi Brown, che è il Neutral Rose, ma sono della linea Lux Lip Color, quelli un po' sheer. Infatti non è opaco, è un po' lucidino, ma quel lucidino che non dà fastidio, ne ho visti di peggio, diciamo. Questo qui è un lucidino che può anche andare. Sono uscita per prendere il giornale, poi vediamo che ore sono e se mi riconfermano la consegna di un pacco, perché da parte di Bartolini mi è arrivata un'email strana, nel senso che non è... ci sono le diciture del trasporto e tutto quello che ci deve essere scritto, però come scheda è messa diversa dal solito, per cui non so se abbiano cambiato scheda o cosa, anche perché in teoria di solito è Salzano, che è in provincia di Padova, dove c'è il centro Bartolini più vicino a me, che mi manda l'email, mentre questa dovrebbe essere stata spedita da Milano, per cui ho i miei dubbi che mi portino il pacco oppure no, perché ora come ora è scritto che dalle 11:15 alle 13:15 dovrebbero farmi la consegna, però vi dico che ho i miei dubbi. Poi sotto, come al solito, c'è scritto riorganizzazione entro le 9:30, si sa di preciso, però ho i miei dubbi che portino il pacco oggi. Comunque, ok, adesso non sapevo se prendere l'ombrellino, perché adesso ho anche smesso, si cade qualche gocciolina, ma niente di che, forse mi basta tirarmi sul cappuccio e basta. Vediamo, ok, scendo. Giornale preso, volevo guardare anche se c'era 4 ruote, che capelli c'ho, anche se c'era 4 ruote, però c'è ancora quello di gennaio e non quello di febbraio, perché delle volte succede che in edicola 8 giorni prima della fine del mese c'è già quello del mese dopo. Spengo i tergicristalli e mentre questa volta deve ancora arrivare. Poi stavo pensando, perché avevo pensato esco, prendo il giornale e poi vado a farmi un giro da OVS Piazza Italia, giusto per vedere se hanno ancora prodotti in saldo, se iniziano a mettere fuori cose tra virgolette primaverili, anche se è un po' presto penso, ma visto che piove mi tocca girare con l'ombrello e non mi piace molto, allora preferisco smettere qui questo giro di questa mattina. A proposito di primavera, da Kiko è già uscita la collezione cioè 8 giorni fa hanno fatto uscire la collezione di San Valentino, adesso hanno fatto uscire quella primaverile. Mi sembra un po' troppo, sinceramente. Io da consumatrice penso prima
lascia che passi San Valentino e fai i tuoi guadagni sulla collezione di San Valentino. Poi passato San Valentino fai uscire quella primaverile, che a marzo si può parlare di primavera. Invece l'hanno già fatta uscire, mi sembra il 24 gennaio, se non sbaglio come data. Mi sembra sinceramente un po' troppo, a parte che io ho visto qualche video, ho visto dei prodotti che sono sì buoni, poi dei prodotti ancora più scadenti, cioè sinceramente io non credo cioè ora come ora non credo di prendere niente, anche perché l'unica cosa che mi aveva un po' attirato erano i prodotti skincare, che mi sembra che ci sia uno scrub viso o un detergente viso, qualcosa del genere, giusto per vedere che profumazione che hanno. Ma poi ho visto che dei video in cui dicono che hanno la profumazione dell'iris. Poi ho pensato, io ad agosto dell'anno scorso, della collezione autunnale, avevo preso il detergente o lo scrub, non mi ricordo più che prodotto fosse, ma sinceramente non mi è veramente piaciuto. Aveva una parte oleosa che facevo fatica a togliere e la profumazione, che doveva essere di agrumi, secondo me non era molto di agrumi, non aveva niente che mi ispirasse a dire sì, è un buon prodotto. Per cui no, non credo di... anche perché non so, dopo quella primaverile esce anche la collezione estiva. Non mi ricordo più gli altri anni, perché mi è venuto in mente adesso che l'anno scorso era uscito quello scrub, che quello sì mi era piaciuto, lo scrub corpo, che quello so di averlo utilizzato e che mi era piaciuto sia come profumazione sia come utilizzo sul corpo. Ma chissà se il prossimo mese sentiremo parlare della collezione estiva. Beh, comunque, ok, adesso la smetto qui di blatterare in questa clip e vado. Adesso voglio provare ad accendere una di queste candele di Ava May. Qui c'ho Marocco, Grecia e Francia. Sono fatte così, questo è il Marocco, questa è la Grecia e questa è la Francia. Sono tutte profumazioni che hanno una nota di fresco, comunque questa è più speziata, questa è più floreale. Questa qui della Grecia ha una... ho provato ad annusarla, però queste sono riuscita a definirle, a dirvi che profumazioni che hanno. Questa dovrei un attimo leggere sul sito da cosa che è ispirata. E adesso sto pensando di provarne una in cucina, per cui proviamo questa qui, vediamo questa qui, la Grecia, e vediamo accesa in cucina com'è. Eccola qui messa la mia candela, questo è l'angolino dove accendo le candele e vediamo se riesce a profumare questa stanza che, come vedete, è abbastanza grande, poi c'è sia la cucina che il salotto tutto insieme. Vediamo se riesce a profumare stanze grandi. Eccolo qui il sito delle candele. Io ho scritto Ava May Italia, comunque sotto nell'info box vi lascio il link diretto, che questo qui sarebbe il sito. Io adesso ci schiccio, certo con la lentezza del mio povero computer, cioè non è lento il computer, è proprio la connessione che va a giorni. Allora intanto aspettiamo di entrare nella pagina ufficiale. Allora spengo questa clip e ne riaccendo un'altra dopo. Ed eccoci qui, come vi ho detto, qui internet questa mattina è molto lento. Comunque sono riuscita ad entrare nel sito, questa è la pagina principale. Sono anche candele fatte a mano. Adesso vi faccio, perché ci sono sia i set, qui ci sono delle novità, qui c'è un codice sconto
e proviamo a scendere. Vedete qui, qui ci sono prodotti nuovi. Come vedete anche questo set di candele, di solito, cioè io fino adesso ho fatto 2 ordini, che un ordine è il pacco che dovrebbe arrivarmi oggi, per cui se mi arriva vi faccio vedere anche com'è incartato, e vedete che i set sono sempre in offerta. E poi comunque qui c'è un po', vediamo se si può cliccare sopra. No, comunque in giro per il mondo, nel senso che queste candele, le profumazioni che hanno i nomi di paesi come Marocco, Francia, Grecia, e le profumazioni sono ispirate a questi luoghi. E poi qui in questo punto invece vedete che c'è scritto che le nostre candele profumate sono realizzate con metodi di produzione di alta qualità, sono fatte a mano al 100% con cera di soia. E poi qui c'è anche la storia dei prodotti Ava May, di questo marchio, come è nato. E cioè è molto molto carino. Come io vi dico che ho iniziato a conoscere questo brand grazie a Onorina che ne fa pubblicità su Instagram, e vi devo dire che non è niente male come arrivano dalla Germania come azienda. Dovrebbe essere dalla Germania, ma è molto. Poi se vi iscrivete potete iscriverli alla newsletter e sul primo ordine avere un 20% di sconto, e vi arrivano l'email quando ci sono sconti o ci sono novità in arrivo. In questo punto vi faccio vedere che ci sono tutti i set in offerta. E poi ci sono, a proposito, io ho preso uno di questi set, quello che dovrebbe arrivare. Ci sono i sacchetti profumati, ma ci sono anche i profumatori a bastoncino. Il set che ho preso io, se lo ritrovo ve lo faccio vedere, se non è, infatti è esaurito. Io ho preso questo set, quello che dovrebbe arrivarmi oggi, si chiama Palm Paradise. L'ho preso scontato ed è questo qui il set che ho preso io. Comunque vedete ci sono anche i profumatori. Io adesso ne sto provando una di candela che vi ho detto che voglio vedere se profuma nelle stanze grandi. Però come profumazione, sentirle proprio così dal vasetto, sono ottime profumazioni, e per cui sono contenta di aver scoperto questo nuovo marchio. Un'altra cosa volevo farvi vedere, adesso vediamo se entrando proprio nella pagina, proprio che eccolo qui. Adesso vi giro la telecamera e vi faccio vedere un'altra cosa. Questo è il prodotto specifico che ho preso io. Ci sono i dati di cosa costa, ok? Allora scendiamo un po', poi scendendo dalla pagina trovate delle spiegazioni di dove arrivano questi profumi. Trovate la spiegazione di che tipo di fragranza c'è in questo kit, in questo set. Per esempio questo set ha delle profumazioni fruttato, fresco, dolce e speziato, e poi c'è il disegno dei 3 prodotti che ho preso e vi dicono che profumazioni di base ci sono. Per esempio i bastoncini Ibiza, c'è scritto lime, mandarino, vaniglia. Poi queste sono le 2 candele, una è la Sri Lanka con patchouli, cedro ed ambra, e l'altra è Bahamas, cocco, vaniglia e monoi. Cioè vi fanno delle belle spiegazioni anche per capire che tipo di profumazione che c'è al suo interno. Ed eccoci qui con la candela accesa. Dopo 1 ora e un quarto vi posso assicurare che io, entrando dalla porta qui,
già sento la profumazione della candela. Ottimo, veramente ottime come candele. Sono tornata di sopra e sono di nuovo davanti al computer. Comunque ho voluto fare questa prova perché anche per me è stata la prima volta che le accendevo, ma veramente sono soddisfatta, perché già dalla porta e dalla stanza prima della cucina iniziavo già a sentire questo odorino. Quando ho aperto la porta, veramente veramente ottime, per cui io vi consiglio, se siete amanti delle candele come io, di solito prendo quelle della Yankee Candle, però vi devo dire che quasi quasi comincio a preferire questa, almeno questa profumazione che è la Grecia fa, perché di solito quelle della Yankee Candle ci sono delle profumazioni che fanno più profumo, delle profumazioni che fanno un po' meno profumo. E io adesso sto iniziando, anche per cambiare profumazioni, per non avere sempre le solite, sto iniziando veramente a utilizzare questa nuova scoperta di marchio. Ed eccolo qui il pacco arrivato delle candele Avamei. Arriva tramite Bartolini, si toglie il coperchio sopra e guardate, sono super ferme, praticamente sono fermate con questi cartoni in modo che non sbattano destra e sinistra. Allora, come vi avevo detto, io avevo preso quel set, e questo è il prodotto in bastoncini, che adesso le apriamo, e qui ci sono le due candele che adesso le preparo aperte. Questi sono i bastoncini e questa è la confezione che c'è al suo interno, ed è fatta così. Poi qui è questo tappino da togliere, si mettono i bastoncini come i classici profumatori da bastoncino. Volevo dirvi, e sono 100 ml di prodotto, mentre le due candele come formato sono come le altre che ho. Questa verde è quella Sri Lanka, mentre questa qui più chiara, sui toni del rosa, è quella Bahamas. Vi devo dire che questa ha un profumo di Monoi che mi piace. Questa ha quel profumazione particolare di questi paesi esotici, diciamo tropicali, e vi devo dire che non è niente male neanche questa. Comunque a me piacciono. Avete visto che profumano anche le stanze grandi, vi ho fatto vedere la mia, e ok, vi ho fatto vedere questa scoperta di queste candele. Come vi avevo già detto, mi sembra, nelle precedenti clip, che vi lascio sotto nell'info box il link per queste candele. Siamo sempre a martedì, per oggi per adesso è di pomeriggio. Sono appena passata da Bottega Verde perché mi è arrivata la cartolina che i punti scadono a fine marzo, o il catalogo, i punti. Comunque ho chiesto se scade il catalogo o i punti, perché so che ho visto anche gli altri anni che di solito i punti durano 2-3 anni, non hanno scadenza annuale, mentre scade annualmente solo il catalogo. Per cui mi ha detto sì, è vero, scade solo il catalogo, per cui se interessano se interessa utilizzare i punti per i prodotti che ci sono nel catalogo adesso è un discorso, se no si può continuare ad accumularli per un altro anno tranquillamente. Per cui io darò un'occhiata al catalogo, ma ho i miei dubbi di prendere qualcosa, e se no continuo a raccogliere punti, che di solito è quello che faccio, che così ne ho di più per il prossimo catalogo. Ho fatto una micro spesa di 20 euro, anche perché su questa cartolina ci sono 3 buoni che ogni 20 euro ti aggiungono 30 punti, se non sbaglio, più o meno dovrebbe essere così, e anche questi buoni ce ne sono 3 e scadono a fine marzo, per cui ci sono 2 mesi per poter utilizzarli. Diciamo che una spesa di 20 euro non è una spesa eccessiva, intanto uno l'ho utilizzato. Adesso sono qui a proposito, volevo dirvi che
che il trucco l'ho fatto con sempre con l'Anastasia Beverly Hills Lambresi, e questa è l'ultima colorazione qui scimerina, diciamo, che mi mancava utilizzare, così adesso le ho utilizzate tutte, e anche questo trucco vedo che tiene anche bene. Vedendolo qui, perché ormai è un'oretta che sono truccata e vedo che per il momento non si sta muovendo quasi niente. Ok, volevo dirvi anche che prima che vi ho parlato delle candele non è una promozione in collaborazione, l'ho fatto io di mio perché ho visto che sono prodotti validi, per cui mi andava di parlarvene. Poi se eventualmente ci saranno collaborazioni ve lo dirò, ma per il momento sono prodotti acquistati da me e ho deciso io di parlarvi di questi prodotti. Ok, adesso ero quasi indecisa se andare a prendere 2 o 3 frittelline, perché ora come ora sto mangiando di dolcetti confezionati, diciamo, i biscottini, quelli di Kinder, non mi ricordo più il marchio, dei cereali, 7 cereali là, i biscottini confezionati. E eventualmente potrei prendere delle frittelle perché ho in mente di fare anche la crostata, però non so se questa sera ne abbia voglia di impastare, a parte che una crostata è veloce da fare, ma non so se ne abbia voglia di impastare. E comunque siamo a martedì. Questo giovedì non ho intenzione di prendere la Sacher come giovedì scorso, l'ho presa giovedì scorso e questo giovedì salto, però c'è un'altra pasticceria che mi interesserebbe andare per prendere il tiramisù, che potrei però sempre farlo giovedì, cioè, a parte che lì posso, cioè devo spostarmi con la macchina, per cui stavo pensando al discorso del parcheggio a pagamento, però devo spostarmi e da dove fare il mercato agricolo devo spostarmi in macchina perché altrimenti a piedi sarebbe troppo distante, per cui non c'entra niente con il parcheggio. Ok, adesso o che vado a prendere le frittelline oppure che vado a farmi un giretto da questo Bedin e vado a prendere il tiramisù, e casomai le frittelline le prendo un altro giorno. Quasi quasi provo a fare così, anche perché adesso non so che ora sia, vediamo se è almeno 3:15, metti che arriverò, mi ci vuole una mezz'oretta più o meno, adesso dipende se trovo se trovo problemi, collonamenti stradali, ma se no in mezz'oretta ci arrivo. Quasi quasi è meglio che vada a vedere del tiramisù. Dai, per questa volta vado a vedere del tiramisù. E ecco le ultime parole famose: di non trovare intoppi per strada, passaggio a livello chiuso, e di solito questo qui ci vogliono anche 10 minuti di attesa prima che lo riaprano. Vi faccio vedere le spese allora che ho fatto. Da Bottega Verde ho preso un lavamani al karité, una crema piccola da mani all'olivo, poi ho preso questo, io uso già lo scrub, quello al cioccolato, però questa volta ho voluto provare questo qui che ha l'estratto di limone e zenzero, e giusto per provare anche questo. Poi un'altra cosa che ho deciso di provare, se mi seguite nei video acquisti, di solito ve ne parlo sui prodotti finiti, che utilizzo lo shampoo della Lush perché non ne potevo più di quelli da supermercato oppure da negozi anche che vendono prodotti da estetisti e parrucchieri, perché a me o che mi ingrassavano i capelli o che mi facevano uscire la forfora. E per cui l'unica soluzione è stata utilizzare prodotti della Lush, che mi trovo meglio. Però la Bottega Verde ha fatto questi shampoo, diciamo, nuovi per me. Adesso non so da quanto tempo siano usciti, però io ho deciso di provarli, visto che erano anche in offerta, perché adesso non mi ricordo, io li ho pagati sui 3 euro adesso che sono in offerta, non mi ricordo se a prezzo pieno costino 6 o 9 euro, non mi ricordo. Allora, per 3 euro l'uno ho preso sia questo qui che è allo zenzero, che è sia purificante che rinforzante per i capelli, e se no questo qui all'argilla in polpelmo, che è proprio per i capelli grassi. Allora adesso penso di provarli, eventualmente
quando faccio un video acquisti su questi prodotti vi posso già dire utilizzandoli, anche perché quando faccio i video acquisti sono prodotti che accumulo in un mese, 2 mesi, per cui questo è un modo di provarli e dirvi già se come mi sono trovata. Poi vi avevo detto che volevo passare nella pasticceria a prendere il tiramisù ed ecco ho trovato il tiramisù. Ma nel frattempo ho visto anche che facevano le frittelle, allora ho preso anche le frittelle. Ma non ho finito qui, ho preso sia i crostoli che una focaccia, però questi posso metterli in dispensa perché non sono prodotti freschi. Questo scade a fine marzo, questo a fine aprile, per cui ho guardato sotto, ho visto le scadenze e ho deciso di prenderli lo stesso. E comunque queste qui sono le mie spesucce. Per quanto riguarda il trucco, come vedete, a parte il mio solito l'ombretto shimmer glitteroso, qualsiasi cosa che metta qui mi si stampa qui sopra, ma comunque ad occhio così normale cioè se faccio certi movimenti forse si nota, però stando così normale non mi si nota questo appiccicamento. E comunque, e anche ho visto che qui la parte finale è rimasta lì. Sono 2, 3, 4, sono 3 ore che sono truccata e il trucco, a parte lo stampaggio qui, ma il trucco è come lo avessi appena fatto. Ho messo sotto però il primer questa volta di Urban Decay, che secondo me è quello classico, che secondo me vale molto come primer. Ok, adesso mi strucco, metto via le cose che ho preso e comincio a pensare alla cena per questa sera. Per questa sera ho pensato di fare una pasta. Volevo farla con la salsiccia presa che vi avevo fatto sempre riferimento al vlog precedente di domenica, che avevo preso la salsiccia, quella con il radicchio. Volevo utilizzare la salsiccia con il radicchio e un po' di zucca, che ho ancora 2 o 3 pezzi che l'altro giorno l'avevo cotta al forno. Volevo fare un sugo per una pasta così, con l'indecisione se aggiungerci il pomodoro oppure no, questo lo devo ancora decidere. Comunque intanto preparo la salsiccia e la zucca insieme, poi vediamo se mi ispira oppure no il pomodoro, perché di solito il pomodoro, a parte il classico ragù, lo uso più volentieri a fare una pasta semplice con il pomodoro e nient'altro. Comunque vediamo adesso cosa combino. Il sugo lo sto preparando così, poi ci aggiungo la pasta e a posto, non penso di aggiungerci il pomodoro perché come al solito mi piace così. Poi per quanto riguarda i dolci che ho preso, il pezzo di tiramisù che manca non l'ho mangiato tutto, praticamente l'ho tagliato, messo una ciotola e messo in congelatore, che posso usufruirne fra 3-4 giorni, anche 5-6, insomma quando ho finito questo aspetto 2-3 giorni e posso toglierlo dal congelatore e mangiarlo. Per quanto riguarda le frittelle invece ho assaggiato queste qui vuote che praticamente sono solo con l'uvetta e mi piacciono. Ne ho assaggiata una di queste che ha dentro la crema chantilly, per cui dovrebbe essere quella crema pasticcera con l'aggiunta di panna. Però sinceramente mi sembra che manchi un po' di sapore nella crema per quanto mi riguarda. Comunque questi sono i dolcetti. Vi faccio passare una foto della pasta che ho fatto, i spaghetti col sugo che ho fatto. Vi faccio passare la foto e vi devo dire che è venuta anche buona. Sopra ci ho grattugiato un po' di formaggio stagionato, non grana, proprio un formaggio stagionato che avevo, e a posto così ed è riuscita bene. Adesso mi preparo a farmi la doccia, provo prodotti nuovi, per cui volevo provare questa maschera scrub viso tonificante di Bottega Verde, e anche volevo provare uno dei 2 shampoo che ho preso. Penso ora che proverò quello per capelli grassi, così vedo domani mattina la mia cute come me la trovo, come prima prova. Poi vediamo se sotto la doccia cambio idea e provo l'altro, quello sempre purificante, che pulisce la cute ed è anche però fortificante. Vediamo. Comunque di principio penso di utilizzare, non lo so,
Buongiorno, oggi siamo a mercoledì mattina, vi faccio vedere la mia colazione di questa mattina. Allora, qui ci sono i crostoli che ho preso ieri, il tè questo qui di Pompadour e le vitamine per capelli queste qui che ho ripreso a fare un ciclo di queste vitamine. Questi crostoli vi devo dire che non sono niente male, vedete, sono a sfoglie così piccole e sono veramente buoni. Calma che l'ho mangiato. E allora volevo dire che vi faccio vedere la colazione, però poi questa mattina non faccio niente di particolare, nel senso che devo registrare 2 video, poi li devo editare e di conseguenza la mattinata mi parte così. Poi questo pomeriggio devo uscire perché devo portare sulla strada l'umido che domani mattina passano e poi vediamo che giro che mi invento. Vi avevo detto che ieri sera volevo provare lo shampoo nuovo di Bottega Verde. Ho utilizzato quello per capelli grassi e come prima lavata vi devo dire che non è niente male. Ora come ora mi vedo la cute pulita. Vediamo avanti sera se utilizzo berretto, cose varie, come mi ritrovo la cute, però ora come ora mi piace. E a proposito della clip precedente vi avevo detto che questa mattina dovevo registrare video, poi li editavo e a posto così. Cambio di programma, nel senso che i video li ho registrati, però devo uscire per una cosa per Davide, per cui come mi sono preparata per registrare i video, mi cambio perché adesso sono in tenuta di registrazione. Praticamente la parte sopra sono vestita, la parte sotto sono ancora in tenuta di pigiama. Questo è quando registro i video per stare più comodo, specialmente se lo faccio alla mattina. Ok, adesso che sto perdendo la voce, adesso mi cambio e vado dove devo andare. Ed eccoci qui, ormai siamo a sera e oggi pomeriggio ho editato, caricato i video, per cui a posto così. No, per i capelli, per lo shampoo, ora come ora mi piacciono, li vedo ancora belli puliti, però resta il fatto che oggi non ho usato il berretto come gli altri giorni, per cui non so nei prossimi giorni utilizzandolo se cambi idea o cosa. Comunque come primo lavaggio mi è piaciuto. Diciamo che se fosse estate, che primavera, estate che non uso il berretto, mi va bene come shampoo. Oggi siamo a giovedì mattina, sono già tornata dal giro, prima non ve l'ho detto che sono partita e vi faccio vedere adesso nella prossima clip cosa ho preso. Comunque questa mattina, come vedete, non mi sono fatta praticamente nessun trucco sugli occhi, ho solo messo il mascara ed è quello nuovo di Sephora. Ve lo faccio vedere, mi abbasso a prenderlo. Ed è questo qui nuovo di Sephora. Vi devo dire che come effetto, sulle mie ciglia non è niente male. E questo qui che ho preso la mini taglia l'ho anche pagato 5 euro. Per cui, e mi sembra che la taglia grande costi 12 euro. Per cui non è un prezzo eccessivo e mi sembra che stia lavorando bene. Mentre sulle labbra ho messo questo rossetto in stick che si chiama Cathedral di Kat Von D, che adesso si chiama KV, cioè mi sbaglio sempre sul nome, Kat Von D, KVD Vegan Beauty. Dovrebbe adesso chiamarsi così. E ok, vi faccio vedere le spesucce che ho fatto questa mattina. Primo giro l'ho fatto al mercato agricolo, che ho preso giuste 2 cose, il radicchio tardivo e i broccoletti di Bruxelles. Questa è l'unica spesa che ho fatto al mercato agricolo. Poi però sono passata dall'ortofrutta, che lì c'hanno più cose, e allora ho preso quelle cipolline, queste qui piccole, le arance, di qua c'è una confezione di uova e sotto
sotto, adesso non so se la inquadri, c'è una confezione di funghi champignon già tagliati, mentre di qua ho preso i carciofi già tagliati, cioè sono puliti, sono fondi di carciofi già puliti, e mi ha aggiunto il prezzemolo. Per finire, ultimo giro che mi sono fatta, sono passata in pescheria a prendere un po' di pesce. Allora, questa volta c'erano di preparate le mazzancolle con gamberetti, mazzancolle in saor, e allora le ho prese. Questo è un sugo da fare una pasta e questo è il pasticcio. Diciamo che oggi a mezzogiorno sicuramente il pasticcio, e forse vengono assaggiate anche queste. Quel sugo per stasera o domani sera. E dopo, oggi pomeriggio, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, c'ho la laminazione ciglia, però dall'estetista, quella dove vado a farmi anche, quella dove vado di solito, quella che mi ha fatto le unghie, quella che l'estate scorsa avevano la ragazza che la facevano, se mi seguite sui vlog. Poi non avevano più la ragazza, adesso hanno ripreso a farla, allora ho deciso di riprovare da loro e vediamo che ciglia che mi fanno, vediamo oggi pomeriggio. Ed eccomi pronta per l'estetista, per fare le ciglia. Allora adesso sono così, ho tentato di togliere il più possibile il mascara di stamattina, ma eventualmente mi dà una passata anche lei. E questo è il risultato, vediamo dopo fatte come sono, mi ci vorrà un'oretta e qualcosa. Comunque adesso sono le 3 e le 15 del pomeriggio, dovrei uscire 16, 16:15, dovrebbe aver finito, ma vediamo se è vero oppure no. Ed eccomi tornata, come previsto sono le 16:23 e con le ciglia fatte, adesso non so in videocamera cosa si veda, comunque sì, mi piacciono. Mi stavo tentando di guardare anche qui sullo specchio, però diciamo che le vedo un po' più su di prima. Vediamo domani come sono. Cioè, la mia paura è che poi faccia la fine delle altre volte, nel senso che sì, dico che mi piacciono, però poi il giorno dopo mi accorgo che si sono già abbassate, per cui vediamo questa volta se stanno su o si sono già abbassate. Vediamo domani. Ok, oggi siamo a venerdì mattina, non devo uscire, per cui sono in tuttina. Però volevo dirvi, come vi avevo anticipato nella precedente clip, che aspettiamo il giorno dopo per vedere le mie ciglia come stanno. E vi devo dire che come rialzate mi piace. Un attimino il colore me lo aspettavo un po' più scuro, però diciamo che mi stanno piacendo. E sapete cosa li ho pagati questa laminazione? 30 euro. Cioè veramente, se penso che il mese di dicembre, che l'ho fatto dall'altra estetista, ancora i primi di dicembre l'ho fatto dall'altra estetista, avevo pagato 70. Ieri ci sono rimasta anch'io perché mi aspettavo un 45, perché quando l'estate scorsa lo faceva con l'altra ragazza spendevo un 45 euro. E io ci sono rimasta, sarà perché forse è una promozione, perché è le prime volte che lo fa anche lei questo lavoro, però vi devo dire che io ieri con 30 euro mi sono fatta la laminazione ciglia, per cui sì, vedo che è fatta anche bene, e adesso non so quanto duri, però di provare, vediamo come funziona questa laminazione. Allora, ora come ora mi piace, il prezzo che ci ho dato è stato conveniente, vediamo adesso quanto dura e cosa e come. A parte la colorazione, come vi ho detto, che me l'aspettavo più intensa, ma comunque mi piace. Ed eccoci qui a venerdì pomeriggio.
Ho fatto il mio giretto e sono già tornata, anche perché ero andata per prendere il blazer, però non li avevo né io né lui, non avevamo deciso di metterli da parte e sono rimasta senza. Sono andati via tutti quelli che avevo. Allora mi ha detto passa venerdì prossimo che te li metto da una parte e gli ho dato il nome. Speriamo bene per venerdì prossimo che non ci siano intoppi né da parte sua né da parte mia e di poter andarli a prendere. Ma nel frattempo ho fatto un'altra, visto che ero lì ho preso dell'altro e vi faccio vedere cosa ho. Allora, ho preso questa focaccia romana, si chiama, e come vedete è fatta piana così e mi ha detto che è una focaccia romana. Per metterci dentro la focaccia romana ho preso la mortadella e carne salata, si chiama questo affettato, non so se da voi esiste, ma da noi si chiama carne salata. Poi ho preso di questo marchio Babbi questo dolce torta alla nocciola, c'era uno al cioccolato se non sbaglio, cioccolato fondente, adesso non mi ricordo di preciso, però mi ha ispirato di più questo alla nocciola ed è tipo una torta fatta come i biscotti wafer, al posto di essere biscotti è fatta tipo torta, per cui vediamo, non l'ho mai assaggiata e vediamo se è buona. Ho preso un vasetto piccolo di mostarda, questi qui però con i pezzi, un pezzetto di formaggio, il morlacco ho preso. Poi questo me l'ha regalato sopra la spesa ed è sempre, infatti è lo stesso marchio, e sono sempre il discorso di wafer. Per finire ho preso questi qui al sesamo, che sono tipo cracker con il sesamo, e come dolce, visto che c'era, ho preso mezzo, l'altro mezzo gliel'ho lasciato di strudel, che dovrebbe arrivare proprio da, vediamo com'è, se riesco a farvelo vedere, è così, è pieno di mele, è così. So che l'ho preso anche a Natale perché gli ho chiesto, ma è la stessa ditta che te lo portava a Natale, perché a Natale era tutto bello confezionato, adesso praticamente è il trancio e te lo taglia. Allora mi ha detto di sì, che è la stessa ditta, solo che adesso gli ha portato i tranci. Ed eccomi qui per preparare la cena. Allora, ho tagliato dei quadrettini della focaccia romana che vi avevo fatto vedere e questi 4 li ho riempiti con la mortadella, questi 3 con la carne salata. Poi, questo è uno stuzzichino, anche se non va finito, lo rimetto in frigo e vedo anche se questa focaccia rimane morbida. Poi come primo questo è il sugo di pesce che ho preso l'altro giorno e faccio gli spaghetti. Ho scoperto questo marchio Sgambaro e vi devo dire che come almeno questi spaghetti sono anche buoni. Per finire, per chi ha ancora fame, c'è il dolcetto, il strudel. Ho un trucco da mostrarvi. Io questo trucco l'ho fatto questa mattina giusto per provare se gli ombretti mi resistevano, perché ho preso la Natasha Denona Love Palette, però con il trucco di ieri, mettendo il primer di Natasha Denona, non mi ha tenuto. Io ho fatto il trucco verso le 2, 2 e mezza del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio, dopo alle 5 che mi sono riguardata sullo specchio, mi sono trovata a macchina lo stesso risultato che avevo ottenuto con la Metropolis, che non riuscivo a tenere più gli ombretti. Per cui mi viene il dubbio con questa prova che non siano gli ombretti storti, ma sia proprio il primer, perché in questo caso ho utilizzato il primer classico di Urban Decay. Da questa parte ho utilizzato il primer di Fenty Beauty. Allora, a parte che ho un amore di più verso questo qui di Urban Decay, però anche questo di Fenty Beauty mi sembra che abbia tenuto bene. E adesso vi faccio vedere anche la palette. Prima vi faccio vedere, questi sono i primer occhi che ho. Questi due sono gli ultimi due arrivati che li avevo presi con gli sconti,
Però vi devo dire sinceramente, con la prova di questa mattina, sono 3 ore che sono truccata allo stesso orario di ieri e in più avete visto che ho fatto un trucco con colori alquanto scuri, giusti per vedere se questi due facevano fare la stessa fine di questi. Come avete visto, questi due primer, che uno è di Fenty e questo è il primer original di Urban Decay, il risultato mi ha tenuto tranquillamente, mentre questi due primer mi hanno veramente deluso. E questa è la palette che ho utilizzato. Se riesco ve la apro con una mano. E queste qui, aspettate, ve la faccio vedere da super vicino. Queste qui sono le colorazioni, c'è un grande specchio qui e queste sono le colorazioni. Io questa mattina, beh, a parte la piega che l'ho fatto con questo e questo, sulla palpebra mobile ho messo sia questo che questo sulla parte finale, che è il colore più scuro, e mi ha tenuto perché io ieri avevo utilizzato questo colore qui sul rosa e poi avevo fatto la parte finale con il viola. Vi devo dire che il viola mi è andato via quasi tutto, diciamo, e mentre questo qui mi era rimasto a macchie sull'occhio. E adesso comincio a capire che la colpa può essere dei primer. Comunque è bella questa palette. A mezzogiorno, quando ho fatto questa ricetta, mi era venuto in mente di farvela vedere, però poi me ne sono dimenticata, scusate. Comunque, avevo 5 carciofi, fondi di carciofi già puliti da parte del fruttivendolo. Io li ho presi, li ho cotti lissi in acqua con del sale. Poi quando erano cotti li ho sentiti con la forchetta, li ho tirati fuori, il fondo l'ho reso piatto in modo che stiano in piedi. Poi dentro io ci ho usato del morlacco, però comunque un formaggio saporito. Avevo dei funghi avanzati e li ho rovesciati sopra sempre al centro. Poi quando è stato ora di mangiarli, li ho passati 1 minuto al microonde, giusto per scaldarli, e questo è stato il pranzo di oggi mezzogiorno. Ed eccoci a domenica. Allora, oggi mi sto per preparare per andare a Villafranca Padovana, in provincia di Padova, dove fanno una festa del baccalà e del pesce fritto. Perché vi spiego un attimo questa settimana come è andata per la ricerca della sala. A parte che rifanno anche questa domenica, che sarebbe l'ultima domenica, sto perdendo la voce, c'è quella di domenica scorsa. Ma Davide ha detto, beh, prova a vedere se c'è dell'altro. Allora ne ho trovate altre 3. Questa che andiamo, una ad Urbana, sempre in provincia di Padova, però ci vuole 1 ora e 44 minuti per arrivare, e avevano anche il menù fisso, per cui non avevo voglia di telefonare per sapere il menù fisso e quanti soldi. Poi ce n'era un'altra, sempre più o meno a 1 ora di distanza, che 1 ora ci sta, ed era, non mi ricordo più il paese, adesso non me lo ricordo. Comunque era una festa della Candelora, e anche qui facevano però il pranzo a fisso e a prezzo fisso, cioè si doveva spendere 18 euro. Ma io, quando ho telefonato, gli ho chiesto ma che menù fanno, mi ha detto che ci sono gli antipasti a buffet e un primo, e poi non sapeva più cosa dirmi. Diciamo che non era molto informata questa persona a cui ho telefonato come numero di riferimento a questa manifestazione. Poi, visto che il menù fisso non mi ispira molto, preferisco avere il mio foglietto, scegliere cosa mangiare, ho provato a telefonare a questa di Villafranca Padovana, e qui mi hanno detto sì, c'è il menù libero, prendi quello che vuoi. E praticamente ho anche prenotato 2 posti, perché mi ha detto ti consiglio di prenotare 2 posti, che se per caso mi arriva molta gente il posto almeno a sedere ce l'hai.
Allora, i 2 posti a sedere li ho prenotati. Come navigatore mi segna che ci vogliono sui 45 minuti per arrivarci. Poi vediamo cosa troviamo, perché io su internet ho visto girare un menù, ma non so se sia il menù perché sono 3 giorni di festa, venerdì, sabato e domenica, non è una sagra che faccia 15 giorni, fa solamente 3 giorni. Non ho capito se il menù che gira per internet sia quello che tengono tutti e 3 i giorni, ma comunque poco me ne importa, perché per me il discorso era più sul fatto di poter scegliere quello che voglio, se voglio mangiare un primo, se voglio mangiare un secondo o quello che voglio. Allora praticamente mi sto per preparare per questa sagra. Questa domenica provo la Natasha Denona Love Palette. Dopo averla provata, come vi avevo detto nelle storie precedenti, una volta con il primer sbagliato, poi con i primer che tengono di più, adesso per oggi la metto proprio con il primer che tiene di più, stando anche più tranquilla, visto che l'esperimento di ieri di 3 ore mi è andato più che bene, per cui dovrebbe andarmi bene anche oggi. Ok, adesso tiriamo fuori la palettina, il fondotinta, tutti i pennellini e vediamo cosa combiniamo. Palette che ho usato allora questi 2 sulla piega e questi sulla palpebra mobile, e ho messo il mascara di Sephora, quello nuovo. Vi faccio vedere il risultato. Ed ecco il risultato di questo make up. Allora, sto tentando di farvelo vedere, e comunque qui c'è una parte, diciamo, con colori più caldi e la palpebra mobile con colori più freddi, però vi devo dire che questo grigio e questo viola lilla non mi dispiacciono sui miei occhi. Vi devo dire che sono anche soddisfatta di quello che ho fatto. Metto un rossetto nude così sto tranquilla con il cibo e poi mi cambio. Per quanto riguarda l'abbigliamento, questo maglioncino fatto così che ha del luccichio al suo interno e questo pelo messo così, e questi jeans grigi, sempre di questo marchio, per il semplice fatto che sono quelli più morbidi, perché riesco a portare più volentieri. E per questa volta non posso lamentarmi che il trucco non è resistito. Primer di Urban Decay, e questo è ancora quello che ho su. Sono passate 10:30, 11:30, mezzogiorno e mezza, l'1:30, 2:30, 3:30, 6 ore. Sono 6 ore e ho ancora il trucco così, per cui diciamo che questo qui con il primer Urban Decay va più che bene. Per cui diciamo che il primer di Natasha Denona e Anastasia Beverly Hills li ho presi con i saldi del Black Friday, ma per me non valgono niente. Questo di Urban Decay sul stessa marca di ombretti è tutta un'altra cosa. Cioè stessa marca, e anche avevo provato con quello di Anastasia, con quello di Natasha Denona, ma in 2-3 ore ero già distrutto il make up. Questo è 6 ore ed è ancora presentabile. Ok, dopo aver mangiato quello che vi ho fatto vedere, volevo anche la crema al caffè come conclusione, però o non avevano attaccato la macchinetta in anticipo o cosa, perché c'era la crema di caffè ma era ancora tutta liquida, per cui era inutile prenderla. Ok, adesso mi strucco e mi metto comoda di una domenica rilassante per modo di dire. E ok, però per quanto riguarda il cibo dove siamo andati a mangiare, io cioè, ve l'avevo detto che avevo anche prenotato, però ci avevano messo un po' strettini. Diciamo che non era un tendone, era dentro una sala di una
adesso non mi ricordo più il nome, per cui era dentro una sala della parrocchia di questo paese, per cui ci avevano un po' incalcato, diciamocelo. Comunque dai, il mangiare era anche buono, niente di... sì dai, era anche buono, anche perché non abbiamo speso molto. Di quello che vi ho fatto vedere, a parte le frittelle, abbiamo speso 37 euro in tutto, per cui o 33 o 37, beh comunque questa più o meno è la cifra. Ok, per questo vlog vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog, ciao!